Buona giornata carissimi amici e bentrovati su Media News TV in queste ore piene d'angoscia per tutti noi che stiamo vivendo in maniera surreale questa guerra contro un nemico invisibile, un virus letale che purtroppo ha portato via in Italia migliaia di persone, soprattutto di età avanzata, come se fossero tutti i nostri papà, tutte le nostre mamme o i nonni, oltre a molti medici ed infermieri che purtroppo fronteggiando la battaglia con il loro importante lavoro e con grandissimo coraggio in prima linea non ce l'hanno fatta. Ecco vedere le scene terribili dei camion militari che sfilano nella notte con le salme nelle città del nord più colpite, Milano, Brescia, Bergamo e tantissime altre della nostra amata Italia, con tutta sincerità, cari amici, riempiono ognuno di noi in un misto di tristezza, costernazione, paura ed impotenza. È il momento di unire tutti i nostri sforzi, seguendo minuziosamente i consigli che giornalmente ci vengono suggeriti dai sanitari e da coloro che stanno gestendo questa terribile pandemia. Ci sono ancora troppe persone che circolano liberamente per le città, che evidentemente con grande superficialità vivono questa tremenda storia della nostra vita. Il tutto naturalmente incide sull'economia del paese, diciamo la verità, gli operatori commerciali, i commercianti, gli artigiani, le partite IVA ancora una volta si sentono presi in giro da uno Stato che con un decreto ridicolo stabilisce 600 euro di indennità per coloro che essendo bloccati in casa per la decisione del governo centrale non possono fatturare o pagare i loro fornitori, gli affitti dei locali, né portare il pane a casa. Grazie per l'elemosina, e forse questo è il commento che si aspettano questi signori che governano l'Italia. Forse si aspettano anche gratitudine, visto che confondono il mancato fatturato con il mancato reddito. Due cose totalmente differenti. Con persone che ragionano così c'è una sola proposta da fare, visto che voi politici, tutti compresi e nessuno escluso, siete così sensibili alle necessità delle persone, anziché fargli l'elemosina di 600 euro mensili, azzerate i vostri stipendi, quelli dei parlamentari e dei ministri. Sono certo che, vista la vostra generosità che ostentate, sarete certamente favorevoli a questo provvedimento, che duri però finché non finirà l'emergenza. Esattamente come gli altri devono morire di fame fino a quel giorno, contribuendo così a questo spirito di sacrificio. Vedrete che avendo più tempo per ragionare su cosa vuol dire non avere entrate per il sostentamento della propria famiglia, partorirete forse leggi migliori di quelle viste finora. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi saluto con amicizia, ricordandovi di restare a casa e di uscire con intelligenza, seguendo solo le indicazioni degli esperti. Facendo gli auguri naturalmente a tutti i papà, ricordando che è meglio restare distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona giornata.